Questa sera il Borgo Sant'Antonio vi presenterà alcuni lavori tipici del mondo contadino. Sì. Prego. Lavori quotidiani eseguiti con utensili semplici ma efficaci, maneggiati con gesti antichi divenuti quasi un'arte, come la falciatura. Faremo vedere un lavoro alla volta per poterlo spiegare ai giovani che lo vedono ma non lo capiscono. Al mattino, dopo aver governato le bestie, gli uomini andavano a falciare l'erba, a segare. Questa operazione risultava più efficace quando l'erba era ancora umida, bagnata dalla rugiada mattutina, e soprattutto se la falce e il faldin era affilata bene. Bisognava infatti assottigliare la lama ad arte battendola sul solco con la pianta e il martello, un'operazione che adesso dovremo eseguire. Ed ogni tanto bisognava ripassare il filo durante la falciatura con la cote, la piera che il contadino portava con sé alla cintola, nel coder. Un altro lavoro tipico del mondo contadino era rappresentato dalla mietitura, che veniva eseguita manualmente, con falcetti dette messore, dalla parola messi, e in alcuni casi con degli ingegnosi falcetti ad arco, come quello che vi presentiamo questa sera, proprietà della famiglia Bruniera, un pezzo originale che non molti conoscono. Vediamolo? La peculiarità di questo strumento sta nel piegare le spighe in un unico senso, così da formare dopo il taglio una fila facile da raccogliere e raggruppare in mannelli prima e poi in covoni. L'unico ristoro era dato sul posto da merende a base di polenta, lardo, acqua e l'immancabile vino, spesso servito in originali contenitori come quello che vediamo questa sera, ricavato da una zucca, la zucca del col. Eccola qua. Questa zucca, concessa della famiglia Mattiaccio, è un pezzo originale e rarissimo. Guardate, speriamo che sia Calvin dentro. Uno dei lavori più pesanti era sicuramente fare Alicia. Quasi sempre il lunedì venivano messi in un mastello gli indumenti sporchi, coperti con un telo, su cui veniva depositata la cenere. Veniva infine versata dell'acqua bollente, così da ottenere una perforazione chimica. Dopo diverse ore di ammollo di questa lisciva, la biancheria veniva risciacquata in acqua corrente, di solito alla lavagna. L'operazione antica e in uso fino a pochi decenni fa. Parliamo dei campi di avviamento. I campi di avviamento erano semplicissimi, erano essenziali. I campi di avviamento venivano confezionati spesso partendo dalla materia prima, come la lana o la canapa, che dopo essere passati la pettinatura passavano ad essere filati con il fuso o la rocca, oppure con dei filatori come questi detti gorlette, originali pezzi della famiglia Uriana, splendidamente restaurate da Dante e Geremia. La fantasia e soprattutto la fame avevano portato a crearsi mestieri alternativi come quelli itineranti, dei venditori casa per casa, tra cui questa sera vogliamo ricordare il Poemer, con le sue criue ricolme di polli. Avanti! Arigina! Oh, dai po'! Dai Gina! Coraggio cara! Guardate, azienda distante sta qua, oh! Arigina! Ha cappato un sacco di strada, Gli animali hanno da sempre occupato nel mondo rurale una posizione privilegiata, una sorta di simbiosi. Testimone primario di questa simbiosi è il maiale, il porcel, simbolo antico d'abbondanza e mai d'opulenza, degno di rispetto in qualunque sua forma.
sia essa di bestia, di carne o di rito. Sì, di rito. In quella realtà contadina in cui tutto era un rito, dalla vendemmia alla trebbiatura, dalla macellazione alla semina, dalla mungitura alla potatura, quei gesti antichi, quasi ancestrali, divenivano scuola per i giovani e secolari lezioni per i posteri. Quest'anno il Borgo Sant'Antonio ha voluto fare omaggio a questo animale rispolverando l'antica tradizione del Porcel de Sant'Antonio, il quale stazionava per alcuni giorni, spesso settimane, in tutte le case del paese, a turno. Da qui il famoso detto che si sempre in giro come il Porcel de Sant'Antonio. Iniziava questo giro il 17 gennaio, festa di Sant'Antonio Abate. Ognuna di queste case veniva curato e sfamato. E alla fine di questo lungo peregrinare che durava un anno, di famiglia in famiglia, risultava ingrassato a dovere. Questo splendido animale veniva infatti messo in palio in una lotteria paesana. In quei tempi di magra in cui non esistevano Enalotto, Totip, gratta questo e gratta quello, vincere il Porcel di Sant'Antonio significava risolvere il problema della fame per un bel po' di tempo. A questa usanza che abbiamo rispolverato questa sera e al Porcel di Sant'Antonio noi dedichiamo una lode, perché la tradizione è l'anima dei popoli, anzi l'anima vera, de terra sincera, anima sceta, de caglie e sudori, anima in pena, de case d'antagia, guardami e dimmi davvero chi sito, scherno de pargui e veci canuti, carne per pochi, ossi per tutti, anima ignara, da sorte segnata, curata, sfamata e infine insaccata. Signori, a voi Porcel de Sant'Antonio. Madonna, che scampa il Porcel. Una splendida torta, ecco qua, a forma di maialino, bella e soprattutto buona. Guardiamola e poi assaggiamola eventualmente. Ecco qua. Ed infine entri la squadra del Borgo Sant'Antonio, la contrada che detiene il record delle vittorie. Eccola qua, la squadra da battere. Non è facile qua, carne per pochi, ossi per tutti. Grazie. Ricordiamo i nomi dei capitani: Luigi Allegro, Bonaventura Pizzolon, che ha le prese con un maiale di quelli selvaggi, e il contrario di Oli, eccoli qua, Stefania Marin, Glenda Tasca, Ilenia Tasca, Lina Paronetto, Roy Bonan, Andrea Bruniera, Diego Bianchi, Luciano Gagno, Alberto Gagno, Giampiero Gola, Davide Pizzolon, Cristian Zanatta, Antonio Moro, Maurizio Moro e Dario Tomio. Signori, Borgo Sant'Antonio.